Accusata di nascondere le cifre reali dell'epidemia, la Cina rivede al rialzo i numeri di Wuhan. La corrispondente Giovanna Botteri. Solo con la riapertura dei cimiteri, le famiglie a Wuhan hanno potuto recuperare le urne funerarie con le ceneri dei propri cari, hanno potuto piangerli, seppellirli e forse contarli. Nella megalopoli di 12 milioni di abitanti, epicentro dell'epidemia, ci sarebbero stati poco più di 2.500 decessi, un numero che le autorità ora rivedono al rialzo, mentre prendono sempre più consistenza i dubbi sull'affidabilità dei dati forniti dalla Cina sull'epidemia. I morti sarebbero ora solo a Wuhan 3.869, il 50% in più. Una differenza, spiega Pechino, non dovuta alla volontà di nascondere la gravità della minaccia di Covid-19, ma semplicemente ad alcuni errori di conteggio. Ma è possibile che molti decessi avvenuti fuori dagli ospedali non siano stati né testati né calcolati. Di sicuro c'è invece il blocco in cui l'intera Cina si è ritrovata per far fronte al contagio e che oggi colpisce impietosamente l'economia, che per la prima volta in 28 anni non cresce ma arretra del 6,8% nel primo trimestre. Negozi e fabbriche chiuse per quasi 50 giorni, consumi decapitati, la produzione industriale e manifatturiera a picco. La speranza arriva dalla ripresa dell'attività a partire da marzo, che fa registrare immediatamente un recupero del 12% rispetto ai 2 mesi precedenti. Negli Stati Uniti